Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video da Spezzaccio Mercato, Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a fare il pagellone di Cremonese Napoli, finita per 0-2 per i partenopei. Forza Napoli sempre. In pratica il format è lo stesso, per chi non lo sapesse, vado a dare a ogni giocatore delle due formazioni più i sostituti il voto che secondo me può essere opportuno. E vi andrò a spiegare anche magari qualche giocatore perché magari gli ho dato quel voto al posto di un altro. Allora io direi di partire dalla formazione di casa, cioè dalla Cremonese. Non capesse perché faccio sempre casa da scelta. Allora, Aotero 5. Non è sufficiente per la prestazione. Molti danno 6. Non so come facciano, nonostante abbiano dato, cioè abbia fatto subire due gol. E, a parte questi due gol, ma perché soprattutto sul primo gol il posizionamento era sbagliato perché si è messo troppo a sinistra, infatti si è visto perché poi mettendosi troppo a sinistra si è buttato più a sinistra e ha concesso, aveva avuto, diciamo, ha fatto avere al Napoli più possibilità di fare gol. Invece se si posizionava un po' più centrale aveva meno possibilità di far fare il gol a Napoli e di rigirarsi subito ehm, e, ehm, e magari poteva provare a parare. E poi perché anche essendo che si è girato e i portieri quando vanno a parare di ribattuta non si devono mai girare, ve lo dico da portiere, quindi questi sono due, tra virgolette, errori che fanno la differenza. Terracciano 7,5, Baschirotto 6,5, Bianchetti 6, Barbiri 7. Tra l'altro che Terracciano è il player, cioè il miglior giocatore della Cremonese. Vabbè. Grossi 6. Noiero 6,5. Zerbin, partita dell'ex 6,5. Alcuni danno 6, però secondo me stava, diciamo, se non mi sbaglio, era lui quello là che stava facendo l'assist per un possibile quello della Cremonese, poi non è successo. Vabbè, poi Pezzella 6,5, Vardi 6 e Sanabria 6. Passiamo ai sostituti. Johnson 6, Bombagna 6, Bondo 6 e Bonazzoli 5 e mezzo. Non ha fatto una gran partita, a mio parere, rispetto al pagellone che ha fatto un altro youtuber, se no non mi ricordo un nome, però ha messo tipo 6 a Bonazzoli e 7 a Bondo, cioè 7 a Bondo, ciò che non concepisco e non lo so perché aveva fatto questa scelta di mettere Bondo 7 e Bonazzoli 6. Vabbè, e allenatore Davide Nicola, allenatore della Cremonese 6. Gli do la sufficienza perché per i primi 10-15 minuti, cioè no per i primi 10, i primi 15 minuti, per i primi 10 minuti ha saputo gestire bene la partita e soprattutto anche nel secondo tempo non ha concesso poco e quindi gli posso dare anche il 6. Savic 7, Jesus 7 e mezzo, gran partita di Jesus, si sta riconfermando, si è tolto il posto da titolare a Buongiorno. Rachmani 6, Di Lorenzo 7, Spinazzola 6 e mezzo, McTominay 8 che fa l'assist, Lobotka 7 e mezzo, Politano 7 e mezzo, David Neres 7, Olindo migliore in campo a mio parere, gli do 10. Ha fatto due gol, ha fatto grandi prestazioni, è andato vicino anche al terzo gol. Infatti se Napoli faceva 3-0 non era rubato niente, capì? Vabbè, passiamo ai sostituti. Gutierrez 6 e mezzo, Lang 7, Buongiorno 6,
Mazzocchi e Lucca che sono entrati Mazzocchi all'88esimo e Lucca quando è entrato Lucca? 85esimo, 86esimo, pure una cosa del genere. Vabbè, gli ultimi minuti della partita li do tutti e due senza voto perché ho visto poco a loro due. Diciamo che il ehm, Conte li ha fatti entrare giusto per farli entrare. Secondo me Mazzocchi sta un po' scalpitando, però diciamo era per fargli avere un po' minutaggio, non per tanto. Vabbè, e mister Antonio Conte gli do 7,5. Grande, ha fatto una grande preparazione per la partita, nonostante la Cremonese è un club che sta dando fastidio a a molte big e sta in una buona posizione di classifica. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao!